Are you ready for the rough? Salve raga, oggi vi illustrerò questa seconda parte del game Orcs Must Die che è ambientata in una nuova mappa del tutto diversa da quella che vi ho mostrato nel video precedente, ovvero la scalinata del fado. E la mappa viene chiamata Strettoia e una delle trappole fondamentali è il tritacarne, che vi illustrerò successivamente appena entreremo all'interno della nostra partita. Possiamo notare, anzi noterete successivamente, che questa mappa è un po' diversa da quella che vi ho fatto vedere in precedenza, perché le entrate dei due orchi sono su due piani ben differenti. Infatti ci sarà qualche problema per riuscire a controllare tutti e due i lati contemporaneamente. Infatti ho bisogno dell'aiuto di qualche guardiano e infatti aprendo il nostro Grimoro possiamo selezionare i nostri guardiani, ovvero il guardiano paladino e il guardiano arciere, che a mia opinione non devono mai mancare all'interno di un assedio. Illustrerò quindi le nuove trappole come il tritacarne, le lame da parete e l'esca, che è fondamentale ovviamente insieme agli altri guardiani, perché permette di fermare i nemici e intrattenerli un po', quindi vi fanno recuperare un po' di tempo. E poi aggiungiamo la trappola il pestello, una trappola a soffitto, come potete vedere scenderà verso il basso per schiacciare i nemici. Mettiamo i bracciali di fiamma, l'amuleto di ghiaccio e l'anello del fulmine, che sono fondamentali per ogni assedio. Troviamo orchi di diverso tipo, soprattutto nuovi, l'orco corazzato che ha una corazza, quindi permette di assorbire più colpi, e lo sciamano Hobgoblin, che permette di suscitare gli orchi morti, e il pipistrello infernale, che praticamente permette di scagliare delle palle di fuoco verso il mio stregone qui, questo mago, questo guerriero stregone, e non si appoggia completamente a terra, quindi è davvero un problema. Scegliamo la decitrice degli elementi scegliendo le armi incantate, ovvero la balestra di fuoco, che è fondamentale, e per ora lasciamo perdere le decitrici perché abbiamo bisogno di piazzare diverse trappole. Perfetto, possiamo piazzare su questo ponte degli arcieri. Ecco qui, mettiamone 3 e un guardiano a difesa degli arcieri, perché appena attraverseranno questo vicolo gli arcieri andranno a bersagliarli con le loro frecce. Successivamente possiamo mettere un'esca qui in basso, in modo tale che si fermano qua sotto e gli arcieri possono tranquillamente bersagliarli. Mettiamone anzi pure un altro da questo lato, nel caso qualche orco dovesse scappare. Vediamo un po', credo che possa andare. Scateniamo l'orda. Ok, entreranno direttamente di qua gli orchi, come sapete. Mettiamo subito una linea infuocata che praticamente brucia gli orchi immediatamente. Già questi, come possiamo dire, questi pipistrelli infernali ci hanno distrutto un po' la nostra barra di vita, infatti ce l'hanno ridotta, è sotto la metà. Vabbè, ma gli orchi, come ben avete potuto vedere nel video precedente, lasciano in terra delle pozioni che ci permettono di guarire i nostri punti di vita. Soprattutto gli orchi più grossi lasciano le monete, ma anche come possiamo dire, le pozioni contenenti la vita. Adesso scendiamo dall'altro lato, perché ovviamente entreranno dall'altro lato dopo essere entrati da questo lato. Possiamo mettere nuovi arcieri perché abbiamo la disponibilità economica. Posizioniamone 4 da questo lato e scendiamo giù a uccidere i nostri nemici. Ecco qua potete vedere gli arcieri all'opera scusate, che sparano e scoccano le loro frecce sul nemico, e gli do una mano pure io. Ecco qui. Sono sempre i classici orchi normali, ancora non abbiamo visto nulla di strano, nulla di stravagante, orchi di diverse dimensioni. Ma successivamente arriveranno, e arriveranno anche ad ondate, quindi sarà molto più complicato difendere i nostri confini. Perfetto, questa ondata è stata superata. Mettiamo anche un guardiano qui per difendere l'entrata e un'esca in basso, così non facciamo muovere nessun orco da nessuna parte. Mettiamo anche un altro arciere, scusate, questo è un guardiano qui da questo lato, per permettere di sparare ancora più frecce. E siccome l'altro lato è meno difeso, andrò a dargli una mano. Avviciniamoci.
ecco gli orchi. Il nostro guardiano paladino si avvicina per ucciderli, ma contro questi orchi minuscoli è un po', come possiamo dire, scarso. Attenzione, questi sono riusciti a scappare e si avvicinano verso il nostro portale, ma li uccideremo a breve. Guardate quanti orchi che si stanno avvicinando, con le nostre mani di fuoco li bruciamo. Ecco la pozione, come vi avevo detto. Come potete vedere abbiamo la minimappa che ci permette di tenere a bada gli orchi in una maniera più tranquilla, per non permettere che arrivino facilmente al portale. Scagliamo quindi il temporale su quest'esca. Ecco, il temporale è davvero ottimo. Siamo sotto la pioggia. Allora, cosa posso fare? Mettiamo di nuovo la esca, perché è importantissima. Mettiamo anche 2 guardiani qui, visto che abbiamo la disponibilità. E mettiamo anche una trappola a muro, scusate, a soffitto. Anzi, ne mettiamo 3, visto che abbiamo la disponibilità. E scateniamo nuovamente l'orda. Perfetto. Allora, gli orchi stanno arrivando dal frontone sinistro, anche i pipistrelli stanno arrivando dal frontone sinistro, quindi dobbiamo distruggerli immediatamente perché sono davvero fastidiosi. Guardate quanta vita che tolgono ad ogni palla di fuoco. Possiamo usare le nostre mani congelate anche per congelare più orchi contemporaneamente. Successivamente possiamo notare anche che i nostri guardiani si battono per noi, nonostante abbiano un'armatura abbastanza consistente, e non riescono ad assorbire molti colpi. Infatti nelle partite precedenti ho perso diversi guardiani all'interno di un contesto, quindi di un assedio. A breve entreranno gli orchi più impegnativi, infatti arriverà la parte più difficile. Ma che se sfruttiamo le armi correttamente riusciremo a distruggerli tranquillamente. Allora, il nostro guardiano è morto, come vi avevo detto. Ne rimettiamo subito un altro perché non dobbiamo permettere agli orchi di uccidere i nostri arcieri. E ci spostiamo nell'altro frontone della mappa in attesa di qualche pozione di vita perché scarseggia. Mettiamo intanto la nostra trappola del fuoco perché ci sono questi orchi balestieri che danno davvero fastidio. Possiamo mettere le trappole a tetto, visto che abbiamo la disponibilità economica. Perfetto. Ci sono sempre questi orchetti minuscoli che danno davvero fastidio, anche perché non vengono colpiti dalle lame del nostro guardiano, perché sono davvero veloci e quindi non permettono di essere individuati. Intanto da questo lato penso che i nostri guardiani se la possono cavare, quindi andiamo dall'altro lato perché ci sono a quanto pare i pipistrelli che stanno bersagliando il nostro guardiano e i nostri arcieri. E infatti quello che pensavo. Eccoli, facciamoli a pezzi, altrimenti ci faranno a brandelli la nostra orda di guerrieri magici. Perfetto, possiamo mettere qui un'altra esca e successivamente la nuova trappola, il tritacarne che vi volevo fare vedere. Intanto stanno arrivando eccolo lì, il primo orco gigante. Può assorbire una quantità innumerevole di danni e infatti vedete è bello corazzato, non si fa niente. Dobbiamo trovare un altro modo per abbatterlo. Io dico di congelarlo. Perfetto. E sparare colpi alla testa, altrimenti non abbiamo nessun'altra possibilità di ucciderlo, perché ha una corazza che è il triplo di noi. Vediamo se riusciamo a farlo a pezzi, perché ci sono pure gli altri orchi che si stanno avvicinando. Oddio, si avvicinano, ci distrugge. Vediamo se riusciamo a farlo. Eccolo qui, l'abbiamo distrutto. Si stanno avvicinando questi orchi. Anche ci sono gli orchi stregoni, come potete vedere, che si avvicinano. Questa ondata è stata un po' più complicata perché abbiamo trovato il nostro amico gigantone che ci rompeva le scatole, ma l'abbiamo mandato nell'altro mondo. Intanto cosa succede dall'altro lato? Possiamo vedere che i nostri guardiani se la sono cavata da soli. A quanto pare sì, non è scappato nessuno. Oh, c'è un orco gigante, ecco. Che cosa c'era? Questo dobbiamo distruggerlo col ghiaccio perché è di fuoco e quindi ovviamente dobbiamo distruggerlo col ghiaccio per ottenere maggiori vantaggi. Allora, abbiamo 7000 monete, quindi con 7000 monete cosa facciamo? Mettiamo altri 2 guardiani qui a difendere questa entrata, che rappresentano la mia presenza. E poi possiamo aggiungere qualche altro arciere che è sempre di fondamentale importanza anche dall'altro lato.
Perfetto, e io mi soffermerò più sull'altro frontone. Qui metterò anche una trappola a muro, la trappola lo sminuzza orchi, come lo chiamo io, e qui una trappola a soffitto, in modo da schiacciare gli orchi che si avvicinano. Così mi potrò dedicare più sull'altro frontone. Mettiamo pure un arciere per finire questi ultimi 500 soldi qui e diamo il via alla, come possiamo dire, all'orda. Allora, gli orchi si stanno avvicinando da entrambi i frontoni, speriamo che resistano i nostri guardiani. Oh, guardate quanti pipistrelli, li abbiamo congelati con un colpo, vediamo se riusciamo a farli tutti a pezzi. Sicuramente i nostri arcieri ci penseranno, intanto dobbiamo riuscire a fermare questi orchetti piccolini che si avvicinano verso il nostro portale. Cioè, vedete come scappano, sono davvero duri da prendere. Vediamo se riusciamo a distruggerli. Ok, li abbiamo congelati. Mettiamo qui in terra una linea infuocata in modo da ucciderli. Vediamo dall'altro frontone come sta andando la situazione. Come posso vedere se la stanno cavando molto bene i nostri guardiani. Vediamo di dargli una mano. Perfetto, diamogli una mano anche per intrattenerli. Faccio una bottiglia di vita, lasciamola lì. Vediamo se possiamo avvicinarci anche nell'altro frontone. Vediamo un po'. Ci stiamo avvicinando, sì. Vediamo un po' quello che cosa troviamo. Ok, l'hanno distrutti i miei guardiani, perfetto. Abbiamo abbastanza soldi per mettere nuovi guardiani qui, che ne abbiamo davvero bisogno. Vediamo cosa si avvicinerà questa volta. Orchi e arcieri, davvero fastidiosi, infatti li attenderà una fine piuttosto scottante. Eccoli qua. Ah, guardate, me l'ero dimenticato. Qua sopra c'è un tronco rotolante che ci permette 2 tronchi rotolanti. Anzi, vediamo se ce n'è qualche altro dall'altro lato. Sì, ci sono, perfetto. Ci possono aiutare in caso di estrema necessità. Intanto diamo una mano ai nostri guardiani, che è davvero dura sconfiggere gli orchi in questo momento. Perfetto, ricarichiamo la nostra vita, che abbiamo subito qualche lieve ferita, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Possiamo mettere qualche altra trappola. Io dico di sì, mettiamo il tritacarne su questo punto, in modo che appena salgono le scale verranno immediatamente sconfitti. Ok, ci sono gli orchetti minuscoli. Da quest'altro lato mettiamo la solita striscia infuocata che ci permette di distruggere i nemici. Vediamo nell'altro frontone cosa possiamo ritrovare. Non ho visto ancora gli orchi, speriamo che non ci sia nessun orco gigante, ma a quanto pare sì. No, cos'è? No, un orco piccolino. Vediamo. Non ci sono orchi giganti ancora, ne abbiamo visto solo qualcuno fino adesso. Andiamo a dare una mano ai nostri amici. Come potete vedere il gioco è sempre ben articolato, anche vi ho fatto vedere altre trappole, ma ovviamente è tutta un'avventura da vivere all'interno di questo game, che è davvero molto bello. Ripeto, tutti gli amanti di questo genere, difendi quindi la fortezza e cerca di uccidere coloro che si avvicinano. Comunque è un gioco molto ben dettagliato, e pian piano che andrete avanti, come ho detto, sbloccherete sempre più trappole, anche più bonus che vi permetteranno di difendervi dai nemici. Successivamente troverete anche numerose tipologie di orchi che si avvicineranno per distruggervi, e ovviamente sempre numerose mappe che andrete a scoprire andando avanti con il gioco. Ecco, il video è terminato. Vi ho illustrato diverse tipologie di orchi, ma anche diverse tipologie di trappole che nella partita precedente non ho avuto modo di mostrarvi. Il video quindi è terminato, spero anzi che vi sia piaciuto. Al prossimo video. Qui è tutto, Edward Van Helgen, ciao a tutti.